Rito abbreviato per Renzo De Cleva, il processo inizierà il 13 marzo. L'uomo accusato di aver ucciso la moglie potrebbe evitare l'ergastolo in caso di condanna. 18 fra le 20 città della pianura padana hanno sforato i limiti delle polveri sottili, il rapporto di Legambiente. Chiudono le fabbriche e nascono aziende agricole e aumentano gli occupati. È il report annuale di Veneto Agricoltura. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia, lo avete sentito dai titoli, si terrà il 13 marzo prossimo con rito abbreviato la prima udienza del processo a Renzo De Cleva, l'uomo rinviato a giudizio per l'omicidio della moglie Lucia Manca, avvenuto nel Veneziano il 7 luglio del 2011. In una breve udienza il GIP Marta Paccagnella ha ascoltato le parti, i legali di De Cleva, il PM Francesco Cupri e l'avvocato della parte civile Antonio Bondi e quindi ha fissato la data. De Cleva non ha mai ammesso le proprie responsabilità nell'omicidio, chiudendosi dopo l'arresto in un silenzio assoluto. Le indagini condotte dai carabinieri avevano portato ad accertare i sospetti sul marito della bancaria veneziana, un uomo che, in base alle risultanze degli investigatori, aveva una sorta di doppia vita sentimentale che Lucia voleva interrompere con la separazione. E voltiamo pagina, un nuovo impulso di aria fredda sta arrivando in queste ore in Italia e nel Veneto è prevista una forte nevicata nel Veneziano per sabato. Intanto le previsioni meteo sono state confermate dalla neve caduta nella serata di ieri che ha imbiancato i tetti di Venezia. Previsioni meteo azzeccate. La neve è caduta anche a Venezia, regalando ai turisti l'immagine suggestiva della città con i tetti imbiancati. Poco divertiti i pendolari che non hanno molto tempo per la contemplazione, anche se non sono stati registrati disagi particolarmente gravi. Dopo la neve e l'abbassamento repentino della temperatura, il vero pericolo era rappresentato dal ghiaccio, ma i mezzi spargisale sono entrati in funzione dalla serata di ieri con la caduta dei primi fiocchi e stamane le strade erano praticabili. Veritas inoltre a Venezia ha iniziato a mettere in sicurezza i pontili della CTV in centro storico. Anche la circolazione dei treni è regolare. Trenitalia ha attivato il piano antineve che prevede la riduzione delle corse. Le nevicate più intense sono state registrate in provincia, nella zona del Milanese, ma il fenomeno, cominciato nella serata di mercoledì, si è attenuato nel corso delle ore successive e la neve si è trasformata in pioggia. La vera nevicata arriverà, secondo i meteorologi, sabato, con precipitazioni molto consistenti. Copiose le nevicate sull'altopiano di Asiago e nel Bellunese, dove sono state chiuse alcune strade, soprattutto a causa di mezzi pesanti che si sono girati sulla carreggiata. Ad Arab la temperatura è scesa di 10 gradi sotto zero, mentre a Cortina la colonnina di mercurio si è fermata a meno 6 gradi. La pioggia di questi giorni è indubbiamente servita anche a pulire l'aria che nel 2012 nei principali centri urbani in Italia ha sforato i livelli di polveri sottili. Sono i dati di Legambiente secondo cui la pianura padana è classificata zona critica con 18 città fra le prime 20 che hanno registrato per più di 35 giorni l'anno il superamento di 50 microgrammi a metro cubo di valore medio giornaliero. E voltiamo pagina, le mafie nel Veneto fanno affari per oltre 2 miliardi l'anno. Lo ha rivelato una ricerca dell'Università Cattolica di Milano fra i settori ad alto rischio dove investono denaro sporco, i rifiuti speciali e la sanità. Sentiamo. Il Veneto è al quinto posto tra le regioni per volume d'affari legato ad 'ndrangheta, camorra e Cosa Nostra. Lo rivela uno studio commissionato dal Ministero dell'Interno al Centro Interuniversitario Transcrime dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Le mafie italiane non hanno il controllo del territorio nel nord, ma fanno affari, investendo e riciclando denaro sporco nelle aziende in difficoltà. In testa ci sono le organizzazioni calabresi. Il Veneto in particolare frutta alle mafie 2 miliardi e 12 milioni l'anno. Dalla ricerca emerge che tendono a scegliere le società a responsabilità limitata nel 46,4% dei casi. Tra i settori più infiltrabili sono state valutate a rischio medio-alto le attività finanziarie di Vicenza e Rovigo, quelle dei trasporti e immagazzinaggio a Vicenza, Belluno, Treviso e Rovigo e tutte le attività sanitarie della regione. In particolare c'è un settore dove l''ndrangheta fa da padrona ed è quello della contraffazione e il traffico di rifiuti speciali. Proprio nel veneziano hanno destato l'allarme e mobilitato la prefettura nel 2012 gli incendi dolosi appiccati a 3 centri di stoccaggio di rifiuti tossici.
Arrestata per furto aggravato una borseggiatrice sull'autobus sostitutivo del tram a Mestre. Si tratta di una cittadina bulgara, Gina Ivanova, di 24 anni senza fissa dimora, una professionista già denunciata e arrestata per lo stesso reato a Milano, Verona e anche a Vienna. È stata catturata da agenti della polizia in borghese nell'autobus mentre è stata vista avvicinarsi ad una donna anziana e mettere la mano nella borsetta. La bulgara era in possesso di denaro nascosto sotto i vestiti, probabile provento di altri furti. Il servizio di sorveglianza nell'autobus è scattato in seguito a svariate denunce, almeno 7, soltanto il 15 gennaio, giunte in questura per borseggi proprio lungo la tratta del tram. Gli autobus sostitutivi sono sempre affollati, una condizione che facilita i malintenzionati. E qualcosa si muove per la Vinyls di Porto Marghera. Il Ministero ha dato l'ok allo smontaggio e la vendita degli impianti che producevano CVM e PVCR e si rafforza l'ipotesi dell'arrivo dell'oleificio Piave. Sentiamo. Comincia la smobilitazione degli impianti della Vinyls Italia di Porto Marghera e Porto Torres. Un altro pezzo di storia del glorioso petrolchimico verrà smantellato. La scomparsa degli impianti mette il Tribunale di Venezia di fronte ad un bivio: far scattare subito il decreto di fallimento oppure concedere una proroga ai commissari che stanno gestendo l'amministrazione straordinaria per completare le operazioni in corso. Ciò che interessa agli operai e alla città è però la trattativa con l'oleificio Medio Piave, che intende costruire sulle aree di Vinyls e Syndial un impianto per la produzione di oli e farine vegetali e di biodiesel. Fino ad oggi sono rimasti 2 ostacoli: l'individuazione della banchina per far ormeggiare le navi cariche di semi vegetali e la data di assunzione dei 140 lavoratori della Vinyls. L'oleificio sarebbe disposto ad assumerli a 15 mesi dalla firma del rogito. I commissari chiedono l'assunzione nel momento della vendita perché temono che vengano a cadere le garanzie per la loro rioccupazione. Salgono i casi di influenza stagionale in Veneto che per la prima volta da questo inverno nella settimana fra il 7 e il 13 gennaio ha raggiunto il livello epidemico, attestandosi a 29,2 malati ogni 10.000 abitanti, un dato comunque al di sotto della media nazionale. Nell'ultima settimana monitorata la fascia d'età più colpita è stata quella dei bambini con meno di 5 anni. E voltiamo pagina, oggi a Vicenza, sopralluogo del segretario della difesa degli Stati Uniti Leon Panetta nella nuova base americana in fase di realizzazione all'aeroporto Dal Molin. La struttura destinata a diventare la più grande d'Europa una volta terminata, per Panetta l'ultima visita da ministro nel vecchio continente. Nelle immagini l'aereo con cui è arrivato è partito nel pomeriggio durante la sua visita lampo Panetta, un Boeing 747 di Stato. Per tutto il tempo in cui è rimasto nello scalo di Tessera è stato sorvegliato dai Marines. E adesso vediamo com'è andata l'annata 2012 per il settore primario. Secondo il bilancio tracciato oggi da Veneto Agricoltura, cala il numero delle imprese ma cresce il fatturato, trainante come e più di sempre il settore vitivinicolo. I dettagli nel servizio. L'agricoltura tiene. In un quadro complessivamente negativo, il settore primario si difende. Nonostante congiuntura globale e condizioni meteo devastanti, il bilancio 2012 fornito da Veneto Agricoltura è tutt'altro che preoccupante. Anzi, buoni segnali non mancano, come è stato sottolineato nel corso dell'incontro presso la Corte Benedettina di Legnaro, al quale ha preso parte anche l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzatto. Anche quest'anno mi pare di aver che l'agricoltura tenga un consolidamento rispetto all'anno 2010 importante. Questo significa un più 5% di produzione lorda vendibile, questo vuol dire che oltre 5 miliardi e 270 milioni di euro, più 11% di occupazione che non riguarda l'agroindustria ma altri settori, giovani che ancora intervengono nel nostro settore, questo vuol dire che in una prospettiva di medio e lungo termine possiamo avere il consolidamento di un passaggio generazionale e anche di un'agricoltura che ha le basi solide. Sinceramente la siccità del 2012 ha creato notevolissimi danni.
Ha creato notevolissimi danni, però possiamo dire che oggi qui in Corte Benedetina, Legnaro, anche tramite Veneto Agricoltura della Regione Veneto, abbiamo invece in mano dei dati che sono assolutamente confortanti rispetto a quello che prevedevamo. Cosa succede? Sono diminuite diverse produzioni, però nonostante tutto anche alcuni prezzi sono stati praticamente mantenuti, perché hanno permesso una notevole redditività da parte delle aziende. Ma i numeri che oggi dovremo noi dare sono effettivamente di conforto, perché dovete capire che a fronte di una diminuzione ad esempio delle aziende agricole, noi abbiamo avuto un 11% in più di numero di occupati nel settore agricolo e agroalimentare, anche se il settore agroalimentare pecca un pochettino di assunzioni. Questo ci può confortare dicendo che ad esempio anche il settore trainante del vino, ancora una volta basandosi su un dosaggio dei prezzi consono, ha cercato di mantenere saldo quello che era la redditività del mondo rurale. E effettivamente ancora una volta il Veneto, la nostra nazione, ma soprattutto il Veneto, sta facendo la locomotiva trainante in quello che sono eventualmente i settori purtroppo invece dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che sono diventati deficitari. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi per gli ulteriori aggiornamenti. Il Collegio Salesiano Astori invita tutti i genitori e i ragazzi a Scuola Aperta, un programma di incontri per conoscere da vicino l'istituto. Sabato 19 gennaio, l'Astori apre le porte per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per il liceo classico, scientifico, linguistico, l'istituto tecnico tecnologico e tecnico economico. Il Collegio Salesiano Astori è in via Marconi 22 a Mogliano Veneto. Per conoscere gli orari, visita il sito www.astori.it. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Lotta al randagismo a Chioggia. Il comune ha assegnato 15.000 euro all'APA, l'associazione di protezione animali che si occupa delle colonie feline presenti in città. Tale somma permetterà di continuare la campagna di sterilizzazione che nel 2011 ha permesso di sterilizzare 600 animali. Una gatta può accoppiarsi fino a 3 volte l'anno, dando vita anche a 12-14 cuccioli. La Regione Veneto finanzia Flussi Diversi 2013. È stato firmato un accordo col Comune di Caorle per la 3ª edizione del meeting internazionale di poesia che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno prossimi. La cifra messa a disposizione è di 30.000 euro. Boom dei decreti ingiuntivi nella Marca, quasi 16% in più rispetto al 2011. A rivolgersi alla magistratura per i pagamenti sono le categorie più svariate: artigiani, dentisti, fisioterapisti e avvocati. Il decreto ingiuntivo costa meno rispetto a una causa. I giudici di pace hanno competenza fino a somme di 5.000 euro. Codice rosso per le mura medievali di Castelfranco. Nuovi sopralluoghi hanno riscontrato pericolosi segni di cedimento, forse perché le mura sono prive di fondamenta. Il governo Monti ha già negato un finanziamento. Ora il comune invierà un dossier al Parlamento europeo di Bruxelles. Tutte le informazioni sul sito lenostremura.it. Un passo indietro nei servizi di trasporto padovani. Dopo 16 anni sparisce l'integrazione tariffaria fra bus e treno, che dava la possibilità di risparmiare il 10% della spesa complessiva. Ora gli utenti di APS Holding e Trenitalia devono fare 2 biglietti o 2 abbonamenti separati, spendendo ovviamente di più. Oltre 200 multe in un anno per guida senza assicurazione, un dato sintomo della crisi che emerge dal bilancio annuale della Polizia Stradale di Padova. L'altro numero che fa riflettere è quello degli eccessi di velocità, praticamente dimezzati rispetto al 2011, merito forse dei tutor installati in A13.
56.000 euro da restituire all'INPS in 6 giorni, è quanto è scritto in una lettera arrivata in questi giorni ad Antonio Sanson, 62enne di Vendemmiano. Sanson, che è socio della LIFE, Liberi Imprenditori Federalisti Europei, ha denunciato la lettera come un abuso dello Stato e non ci pensa minimamente di restituire 6 anni di pensione, anche perché in 6 giorni pochi sarebbero in grado di farlo. Ha incaricato il figlio di informarci perché lui non ne ha la forza e sembra che ci sia stato un errore. Tony Sanson è un ex alpino di artiglieria da montagna, ha retto bene finora, ma la missiva avrebbe potuto essere destinata a qualche cardiopatico, denuncia la LIFE, e una simile comunicazione avrebbe potuto rappresentare un attentato alla salute. E i carabinieri di Padova hanno arrestato un pasticcere di Piove di Sacco di 48 anni che prestava denaro a Strozzo. Un imprenditore di 44 anni lo ha denunciato per estorsione ed usura. In un momento di difficoltà l'uomo, titolare di una società di distribuzione di slot machine, ha chiesto un prestito di 50.000 euro all'artigiano che ha preteso interessi così esosi da far lievitare la cifra finale a 400.000 euro. Ora i militari stanno indagando per accertare se ci sono altre vittime. E nel 2012 il Guggenheim di Venezia non ha bissato la precedente annata record. I visitatori sono calati, circa 29.000 in meno, ma adesso è pronta la rimonta con una stagione piena di grandi mostre. Sentiamo. Il 2011 era stato un anno record per la Guggenheim di Venezia, con oltre 400.000 presenze e una media giornaliera di 1.278 ospiti. Non così bene il 2012, che si è chiuso con circa 372.000 presenze, 29.000 in meno rispetto all'anno precedente, e una media che si è abbassata a 1.182 visitatori. Tra le cause di questa flessione, ovviamente la crisi, ma di certo avranno influito anche i lavori interni di restauro. Adesso però è il momento di voltare pagina con un bel calendario di mostre ed eventi speciali per il 2013. Si comincia il 23 febbraio con Postwar, artisti italiani a cura di Luca Massimo Barbero, un'esposizione che rilegge il lavoro di 5 protagonisti del secondo dopoguerra: Lucio Fontana, Piero Dorazio, Enrico Castellani, Paolo Scheggi e Rodolfo Aricò. Spazio poi ai giovanissimi tra il 24 aprile e il 6 maggio, quando a casa di Peggy approderà la gigantesca e variopinta installazione collettiva, frutto della collaborazione fra la Peggy Guggenheim e OVS, il più noto produttore nazionale di fast fashion, il Pronto Moda. Protagonisti di questa insolita e divertente opera d'arte saranno i bambini delle scuole primarie di tutta Italia. Sarà poi l'attesa personale dedicata a Robert Motherwell a inaugurare la stagione estiva di Palazzo Venier dei Leoni il 26 maggio. Al centro della mostra i primi collage dell'artista, tra i padri indiscussi dell'espressionismo astratto americano. Concluderanno il 2013 i neoimpressionisti, Nabi e simbolisti. Con la mostra autunnale le avanguardie parigine Fin de siècle, Signac, Bonnard, Redon e i loro contemporanei, dal 29 settembre 2013 al 6 gennaio 2014. Intanto continua il successo della retrospettiva dedicata a Giuseppe Capogrossi, che dalla sua apertura ha registrato oltre 95.000 presenze. Rimarrà aperta fino al 10 febbraio. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Maltempo fino a sabato, con precipitazioni anche nevose e freddo in accentuazione. Venerdì 18 gennaio, nuvolosità scarsa con ampie schiarite, non piove, minime sotto zero, massime stazionarie, comprese fra -4 e 4. Sabato 19 gennaio, molto nuvoloso con nebbie fino al primo mattino, non piove ed è piuttosto freddo, minime e massime in calo.
Domenica 20 gennaio, cielo sereno con nebbia in serata, valori termici in aumento. Lunedì 21 gennaio, pioggia mista a neve e schiarite, minime in ripresa, massime in diminuzione, con livelli comunque sopra lo zero. La marea di venerdì 18 gennaio è normale, la massima alle 3:30 70 cm, la minima alle 9:25 35 cm. Ed ora spazio alla bella musica popolare di Maurizio Diamantini e della sua folk band che in occasione della recente festa del Radicchio hanno fatto ballare tutta la piazza di Milano. Con queste immagini io vi saluto e vi do appuntamento come di consueto alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia. Corri, corri, vertice,